Buongiorno tropicani e benvenuti a questa nuova parte di Tropico 4. Oggi andremo a continuare la nostra campagna in modalità libera che avevamo iniziato nei video precedenti e appena completerà il nostro caricamento andremo a vedere se riusciamo a respingere la nostra minaccia russa che avevamo fronteggiato nel video precedente e vediamo se riusciamo a costruire anche il ministro degli esteri. Allora, come possiamo vedere, ci sono le elezioni in corso e come vi avevo detto, vi avrei detto il risultato, ma credo che vinceremo quasi sicuramente. Inoltre stiamo costruendo il nostro... Attenzione, il generale Rodriguez ci avvisa che il numero dei ribelli sull'isola è in crescita e dovremo prendere delle precauzioni adeguate. Quindi dobbiamo reclutare altri soldati e generali per schiacciare quindi questa resistenza. Quindi potete vedere che Ramos è diventato un ribelle e ancora gli ambientalisti stanno bloccando la nostra segheria e a breve costruiremo il nostro Consiglio dei Ministri. Come potete vedere la nostra situazione non è delle migliori, quindi dobbiamo stare attenti a diverse cose, all'invasione russa che da un momento all'altro può far sbarcare i suoi uomini sulle nostre terre e dobbiamo stare attenti anche alla minaccia ribelle, quindi dobbiamo sostanzialmente migliorare la nostra economia per dar vita quindi a un esercito molto potente. Abbiamo guadagnato ben 8.000 dollari. Perfetto, e questo è il nostro Consiglio dei Ministri. Allora, intanto creiamo il nostro Ministero degli Esteri e posizioniamolo qui di fronte al Ministero e vediamo se riusciamo a completarlo immediatamente perché dobbiamo sistemare la questione con i russi. Intanto vediamo se abbiamo la possibilità di costruire altre risorse che ci permettano quindi di migliorare la nostra economia. A quanto pare non possiamo perché la scarsità di soldi si fa sentire, quindi dobbiamo attendere un po' ancora. Intanto vediamo un po' le nostre elezioni che si stanno svolgendo per il meglio. Potete vedere il nostro grafico, abbiamo sempre la fazione dei militaristi e degli ambientalisti che sono un po' scontenti anche perché l'esercito è insufficiente e ci sono meno soldati che ribelli, quindi se per caso dovesse scoppiare un colpo di stato ci ritroveremo nei guai. Allora, ci dicono, ovvero penultimo ci afferma che possiamo anche effettuare delle lezioni truccate, ma non sarà necessario commettere perché vinceremo normalmente. Allora, non abbiamo quindi alcun soldato nell'isola, oppure quelli che ci sono molto pochi. Come potete vedere, quest'icona al di sopra di un edificio dice che non ci sono abbastanza uomini al suo interno. Comunque abbiamo vinto le elezioni e il popolo è contento e quindi abbiamo vinto di diversi voti, quindi 53 a 8. Abbiamo il divieto di spesa, come potete vedere. Intanto sono stati esportati 7.000 dollari. Il compagno Vasquez dice che abbiamo bisogno di strutture sanitarie adeguate. Come potete vedere abbiamo tantissime richieste all'interno della nostra isola, ma i soldi continuano sempre a mancare. Speriamo che la nostra nave torni presto. Intanto possiamo vedere che la nostra miniera qui di sale sta andando bene, quindi grazie a questa unica miniera che stiamo aiutando la nostra economia a risvegliarsi. Anche la nostra miniera di ferro sta dando il suo contributo, però maggiormente quella di sale. Allora è tornata la nostra nave, vediamo un po' che cosa ha portato. Speriamo che ha portato dei soldini. Una nave appena attraccata, eccoli, perfetto, sono arrivati i primi soldi. Allora vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Intanto emaniamo l'editto della riduzione delle fabbriche. Vediamo se lo riesco a trovare. Proibizionismo, educazione, economia, eccolo, perfetto. Il livello di inquinamento richiede uno stabilimento e un ministro dell'economia, quindi nominiamo il nostro ministro dell'economia. Allora, potete vedere che abbiamo all'interno una schermata che ci dicono i ministri che si stanno candidando. Possiamo anche assumerlo dall'estero, ma io direi di selezionarlo dall'interno della nostra società. Vediamo un po'. Io direi di selezionare Berta Guzman, che ha un'intelligenza eccezionale e un coraggio alto e una guida medio-alto. Io direi che vada più che bene rispetto agli altri due candidati. Selezioniamola, perfetto, è stata nominata ministro dell'economia e quindi andiamo a costruire il nostro primo stabilimento. Vediamo un po', stabilimento chimico, richiede l'energia elettrica. Vediamo un po' se possiamo fare il conservificio che praticamente richiede un progetto di 4.000 dollari, ma possiamo anche produrre cibo, scatole e pesce. Vediamo se c'è qualcosa di più economico.
Vediamo un po'. Richiede invece cos'è questa? La fabbrica di sigari, la fabbrica di mobili. Va bene, intanto concentriamoci sul conservificio. Quindi clicchiamo e compriamo il nostro progetto di ben 4.000 dollari. Adesso attendiamo i nostri 13.000 dollari per costruirlo. Intanto vediamo un po' se possiamo costruire qualche altro edificio, per esempio il vivaio, che contribuirà alla crescita delle foreste e incrementerà le nostre culture, quindi sarà fondamentale. Lo posizioniamo qui e costruiamo anche qualche altra fattoria, possibilmente di qualche altra risorsa come lo zucchero, ma anche possiamo controllare se possiamo mettere qualche altra cosa tipo il caffè, che è anche molto richiesto, che è vicino alla nostra fattoria di banane. Perfetto, allora vediamo un po' la nostra. Ancora gli ambientalisti hanno bloccato la nostra piccola miniera e scusate, la nostra piccola segheria, quindi non c'è nessuno al suo interno. Ecco, cos'è successo? Lavoratori sciopero, alcuni dei nostri lavoratori sono in sciopero. Io dico di dargli una bella lezione. Quindi il mio cuore è aperto ai problemi di ogni tropicano, quindi dovremmo pagare 300 dollari per ogni scioperante e farlo tornare indietro perché la miniera non sta funzionando più. Possiamo lasciarli fare e praticamente i minatori smettono di lavorare per 6-12 mesi, oppure possiamo mandare l'esercito. Allora, io direi, visto che siamo in un periodo di tensione, vediamo un po' se possiamo pagare tramite i nostri soldi. Infatti gli scioperanti hanno inviato una lettera di gratitudine e sono tornati al lavoro perché non potevo fare altro, altrimenti gli avrei mandato l'esercito e li avrei distrutti. Però visto che abbiamo la Russia alle porte, abbiamo anche i ribelli che si nascondono nelle foreste, io direi di non incrementare e mettere fuoco su fuoco. Quindi abbiamo pagato i nostri soldini ai minatori, stanno continuando a lavorare e abbiamo esportato 13.000 dollari. Cannoniere in partenza. Congratulazioni mio presidente, la tua saggezza e destrezza politica hanno difeso la libertà di Tropico. Evviva, le navi di guerra dell'Unione Sovietica che navigavano nelle nostre acque sono state richiamate per un'altra missione. Perfetto, se ne sono andate. Praticamente anche grazie all'azione che abbiamo effettuato nel video precedente, che li abbiamo sostenuti nella loro campagna di guerra estera. Perfetto, quindi allora vediamo un po' se possiamo diminuire questo pericolo di insurrezioni ribelli. Quindi vediamo un po' appena arriveranno i nostri 13.000 dollaroni se possiamo costruire qualcosa di diverso da un'industria. Vediamo se possiamo costruire qualche. Oh, cosa è successo? Due cittadini sono diventati criminali, quindi adesso ci sono anche i criminali, cosa che in Tropico 3 non avevamo proprio idea. Quindi adesso ci sono pure criminali e dobbiamo costruire una bella prigione per intanarli lì dentro. Intanto il nostro Ministero degli Esteri è stato costruito. Fine minaccia fazione ambientalista. Pace e amore, presidente. Sono sicuro che la tua nuova politica ambientalista li soddisfi. O praticamente si sono semplicemente stufati. Speriamo che si sono stufati, così almeno non spenderemo altri soldi per mandarli via. Quindi questo problema si è dissolto nell'aria. Quindi dobbiamo ridurre la minaccia ribelle. Quindi appena arriverà la nostra nave riceveremo aiuti dall'estero. Eccoli, sono arrivati i nostri aiuti. Vediamo se possiamo costruire qualcosa che tenga via i nostri ribelli. Intanto assumiamo dei militari all'interno del nostro palazzo. Sono stati assunti. Perfetto, la nave è arrivata portando dei soldi, quindi mettiamo il gioco in pausa e selezioniamo allora se troviamo la nostra base militare, che ha bisogno di un progetto di 6.000 dollari, ma lo dobbiamo comprare, e costruiamo immediatamente la nostra base militare, distruggendo quindi qua alcune colture, ma dobbiamo immediatamente costruirla per non rischiare di essere invasi e distrutti dall'interno. Allora, possiamo costruire anche un'armeria e io direi di costruirla immediatamente per dar vita anche a un esercito con a capo qualche generale che lo comandi. Quindi, allora, sono arrivati anche due esperti stranieri, ovvero i due militari che fanno da guardia al nostro palazzo. E vediamo un po' il nostro consiglio dei ministri ha solo un ministro. Io direi di considerare anche l'opzione del ministro della difesa. Abbiamo Edelmiro Torres, però non è un buon ministro della difesa perché le sue caratteristiche non sono adeguate, quindi io direi di aspettare ancora un po'.
e quindi vedere come si evolve la situazione all'interno quindi di questo ambito. Allora, il nostro vivaio, che praticamente ci permette di migliorare le nostre colture, non ha nessuno al suo interno perché serve un uomo proveniente dall'università. Infatti la prossima cosa che faremo sarà migliorare il nostro apparato istruttivo, quindi creare più scuole, più università per dar vita quindi a un'indipendenza dall'estero. Ecco la pioggia, intanto controlliamo il nostro almanacco, l'economia sta andando per il meglio, potete vedere che abbiamo 25.000 dollari su 20.000 di spese. Vediamo un po' il commercio, potete vedere che i proventi delle esportazioni sono di 14.913 punti e ci sono anche diversi riassunti, un riassunto commerciale quindi delle risorse più richieste. Come potete vedere, potete dare un'occhiata a questi grafici per coltivare quindi qualcosa di meglio, di oggetti che non vengono completamente calcolati, come per esempio potete vedere che gli additivi nutrienti e l'ananas in scatola sono molto richiesti. Per esempio l'America importa ananas e la Cina beni di lusso eccetera. Possiamo anche vietare le importazioni e quindi isolarci, quindi ci sono numerose fazioni come l'Unione Europea ma anche il Medio Oriente, si sono aggiunte anche la Cina, ovvero l'America e l'Unione Sovietica che già esistevano. Possiamo vedere anche che i rapporti che abbiamo, rapporti col Medio Oriente che sono praticamente al 10%. E possiamo vedere anche cosa dobbiamo fare per migliorare la sua reputazione. Possiamo vedere anche che con la Cina siamo in ottimi rapporti, infatti tramite l'importazione di beni di lusso il prezzo delle merci scatola è aumentato, rapporti con l'Unione Europea, con gli Stati Uniti eccetera, per ora siamo in debito con loro. Allora, vediamo un po', sempre gli ambientalisti sono molto arrabbiati con noi, dobbiamo dare quindi una svolta. L'ambiente quindi è una cosa che pecca molto, ma anche la qualità religiosa che adesso immediatamente appena riceveremo i nuovi soldi provenienti dalla prossima nave miglioreremo l'apparato religioso ma successivamente anche quello istruttivo. Quindi anche questa parte di Tropico 4 è terminata, sicuramente andremo a continuare a far crescere la nostra città nel video successivo. Spero quindi che vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti.